in collaborazione con Una puntata tra natura, sport, giovani e sapori del territorio, perché questa è la giornata della 13ª edizione del premio Ezio Pirazzini, protagonista di una passione, con un tema, con un filo conduttore estremamente interessante quest'anno: sport, maestro silenzioso. Tantissimi gli elaborati. Parleremo ovviamente del premio, ma parleremo anche dei tanti amici che hanno affiancato e sostenuto l'iniziativa e dei sapori del territorio, perché come sempre finiremo a tavola. In Italia chi produce meloni sono sostanzialmente 4-5 regioni, a partire dalla Sicilia, che è la principale produttrice, poi c'è l'Emilia-Romagna e anche la Lombardia. Parleremo di questo, ma noi siamo andati in territorio reggiano, dove comunque si produce un melone di alta qualità e c'è chi lo ha valorizzato anche con un marchio aziendale. E restiamo a Imola per un conto alla rovescia, perché da venerdì 19 giugno ritorna la Fiera Agricola del Santerno, appuntamento dedicato al mondo rurale, alla biodiversità, alle eccellenze enogastronomiche del territorio, fino al 21 giugno, e quest'anno protagonista il cavallo. 13ª edizione del premio Pirazzini, protagonista di una passione, sport, maestro silenzioso, la traccia, ma come vedete il mondo delle imprese, soprattutto quelle agricole, agroalimentari e della ristorazione, ci accompagnano sempre. E allora cominciamo proprio da qui, dalle prime colline imolesi. Sotto di noi peraltro c'è l'autodromo, dove si è svolto pochi minuti fa il premio che ha coinvolto tutte le scuole superiori del circondario imolese. Qui siamo alla tenuta Poggio Pollino con Marino Pasquali, che si sta adoperando intanto per allestire la nostra bella tavolata, perché dobbiamo fare il brindisi finale, ma anche per offrirci quelle che sono le ricette tipiche del territorio. Ma intanto cominciamo con i prodotti tipici del territorio. E allora cominciamo con Jacopo Giovannini, che è il neopresidente, adesso di qualche mese la nomina, dei CIA di Imola. Allora, prodotti del territorio, qua abbiamo un pochino di tutto. Abbiamo il vino, che è proprio il vino di casa vostra, però abbiamo mieli, abbiamo un pochino tutto quello che è il paniere del territorio imolese. Sì, abbiamo la fortuna di vivere in un territorio dove ci dà tante soddisfazioni a livello agroalimentare, sia di produzione che di qualità. E quindi oggi questo tavolo appunto rispecchia il territorio in tutte le sue sfaccettature, partendo dal vino al miele a tutti quei prodotti, i marroni, che sono prodotti che caratterizzano questo territorio. Quindi insomma, come associazione di categoria ne siamo soddisfatti. Oggi bisogna promuovere il territorio, perché questo è il passaggio, è il prossimo passaggio, perché questi territori iniziano ad avere la peculiarità che ne meritano. Abbiamo anche le caramelle. Quando si parla di multifunzionalità delle aziende agricole e di innovazione, abbiamo anche le caramelle. Sì, le caramelle poi al miele. Esatto, quindi esatto. Questo ci fa vedere quanto un prodotto si può poi sviluppare sotto la trasformazione. E quindi insomma è bello vedere soprattutto un territorio che è pronto anche a scommettere su nuovi prodotti, come possono essere considerate banalmente delle caramelle, invece non lo sono.
Ecco, tra l'altro vedete che sono tante le aziende che sostengono come amici questo premio per consentire appunto di premiare tantissimi ragazzi che hanno fatto veramente dei lavori straordinari. Abbiamo anche il mondo Agrimola, abbiamo il mondo Clai con i suoi salumi e abbiamo anche alcune piccole interferenze, però mi piacciono tanto perché sapete che c'è il piatto in ceramica con il gilet che viene regalato a un insegnante che si distingue particolarmente, ma da quest'anno Elena Modelli ci sono anche dei papioni in ceramica. I papillon li avevo promessi a Gabriella lo scorso anno, poi lei me l'ha ricordato, allora mi sono attivata subito per farli e spero che siano piaciuti. Sapevo che tuo papà portava il papillon e quindi l'ho voluto fare non in stoffa, che non sono in grado, ma in ceramica, che è il mio materiale preferito. Sono nati a tutte le ragazze e quindi lo potranno usare come spilla. Romolo, allora abbiamo raccolto qui i prodotti della sua terra perché lei proprio la sente in maniera tenace. Io sono nato nella terra e vivo ancora, sebbene che ho già 80 anni oltre. Comunque è un territorio che dà tutto. Qui tutto viene dalla terra, ogni cosa che mangiamo, ogni cosa che costruiamo viene dalla terra, non si può dimenticarla. Al frutteto, il frutteto che c'è qua. Qui vediamo in baratto. Esatto, delle castagne trasformate dalla conserva. Qui è un territorio, i salumi. Abbiamo tutto. È un territorio che dà tutto questo, è l'agricoltura, e vedendo tanti giovani così impegnati a costruire, avere idee nuove, mi fa molto molto piacere. E poi, a parte che mi chiamo Pirazzini anch'io, vengo da quella discendenza, non può mancare la soddisfazione di essere qua in questa avventura. Grazie, sempre un amico. Allora, entriamo proprio nel contesto del premio, perché in effetti il mondo dei giovani, chiamato a raccolta sul tema dello sport Maestro Silenzioso, sono nate tante storie autobiografiche e questo ha colpito molto la giuria, giuria presieduta come sempre da Beppe Tassi. Eravamo molto in difficoltà, difatti ci sono un sacco di ex aequo, ma il dato saliente, al di là della qualità dei lavori, che si è confermata sia nei lavori scritti sia nei video bellissimi, obiettivamente bellissimi, è nella partecipazione, perché la sala stampa intitolata proprio Ezio Pirazzini oggi traboccava di gente, al punto da farci pensare che prossimamente dovremmo fare come per i concerti, cioè invadere la pista dell'Enzo e Dino Ferrari. Andremo nell'arena, faremo l'Arena Stadium anche per il premio Pirazzini. Sì, penso che Ezio ne sarebbe molto contento. Siamo arrivati alla 13ª edizione, quindi è davvero un risultato importante, perché durare nel tempo è la cosa che più conta. Poi, per quanto riguarda invece il concorso, mi sono scelto questa frase perché condensa benissimo il significato. Cadere è un verbo, rialzarsi è poesia. Direi che sintetizza tutto. E tra l'altro è stato scritto da 2 ragazze di prima e quindi questo significa che il valore non nasce solo nella maturità, ma c'è proprio l'adolescenza bellissima di questi ragazzi che sono stati super, veramente. Tra l'altro, da ricordare 2 ragazze che sono state premiate da una ragazza che ha vinto un'edizione passata del premio Pirazzini. Esatto. Quindi è bellissimo questo testimone che viene, come nello sport, viene raccolto come una maratona, insomma viene in una staffetta, viene passato dall'una all'altra. E poi tra l'altro una cosa particolare è che sono stati raccontati tantissimi sport, cioè dalla ginnastica artistica allo skate, lo sci, eccetera. Però la cosa particolare è che un sacco di elaborati, sia nella parte video sia nella parte articolo, proponeva il pugilato. Molte ragazze che hanno trovato la box come momento per uscire dalle loro possibili fragilità. Sì, perché anche questo è un tema che è tornato spesso in tantissimi elaborati, che ci ha molto colpito. Del resto sappiamo che è una realtà comune degli adolescenti, però devo dire che quest'anno proprio la cosa molto bella che a me personalmente ha stupito, come questi ragazzi siano riusciti a raccontare anche le loro difficoltà, le loro fragilità, e sappiamo che non è facile, raccontandole in un contesto pubblico. Certo. E quindi questo davvero va a merito loro, però ci deve anche far riflettere. E tra l'altro è stato
fatto la prima edizione del premio dedicato ad Amelia, una ragazza che non è più con noi dall'anno scorso e a cui abbiamo deciso di dedicare proprio un premio particolare, e quest'anno è stato veramente un momento commovente, per cui mi sento proprio veramente di ringraziarla per come si è messa a nudo e per come ha raccontato di come il paracadutismo alla fine, quindi le paure, le difficoltà, le fragilità sono andate in volo. Grazie mille, e vorrei che facessimo un po' a tutti un grandissimo applauso anche a questi due genitori fortissimi. E ci sono tanti altri modi per poterla superare. A me il paracadutismo mi ha salvato la vita, come dice la frase, come ha detto una mia amica: se riesci a controllare una situazione incontrollabile in aria, riuscirai a farlo anche a terra. E grazie. La sensazione di questa giornata, voi che l'avete vissuta, che avete seguito passo dopo passo? Beh, conoscendo bene Ezio, sono sicuro che dov'è se la sta spassando, sta sorridendo quantomeno. Niente, è molto bello. Il tema di quest'anno forse era particolarmente stimolante. È molto bello soprattutto vedere come hanno risposto i ragazzi, ed è molto positivo soprattutto questo. Poi l'entusiasmo che ci mettono sempre Certamente. comunque, cioè mi fanno impazzire quando nomini uno, parte la ola, che è davvero, lì proprio ti dice la gioia. Anche tu, Luca, cosa hai Mi piace un che non pensiero? abbiano paura di affrontare argomenti importanti e significativi, come avete fatto notare anche voi, e che lo facciano anche appunto magari partendo da un punto di vista personale, che sicuramente arricchisce ulteriormente il racconto che ne fanno, e vedere che poi hanno voglia di tornare magari negli anni a continuare a partecipare, anche questo sicuramente è molto molto positivo. E hai visto quanti sono belli i video, quanto sono Sì. bravi sti ragazzi? E quello del paracadutismo in particolare, Sì. davvero molto No, molto molto noi emozionante. siamo rimasti tutti con la pelle d'oca. Tra l'altro, mentre noi stiamo chiacchierando, ovviamente vi stiamo mostrando alcune delle tante immagini e dei tanti momenti di premiazione. Ovviamente non so se ci saranno tutti a flash, perché erano veramente tanti, oltre 600 i lavori che hanno partecipato, e tra i premiati, insomma, siamo arrivati quasi a un centinaio tra assegni, menzioni e altre cose. Una Ma Marino cosa. dove è andato? Marino Tu- starà preparando, sta servendo a tavolo, Sì, sta tu preparando dici per noi. un'altra Ecco, cosa? io dico un'altra cosa perché allora ai ragazzi ovviamente non abbiamo potuto far brindare, sono tutti minorenni, però noi maggiorenni siamo maggiorenni. I vini che abbiamo qua sul tavolo sono alcuni dei vini dell'azienda Giovannini. Allora, con che cosa lo facciamo il brindisi? Che cosa ci hai portato? Qui c'è la tipicità del luogo, quindi Albana, Trebbiano e Sangiovese. Si può partire da un Trebbiano passando dall'Albana e finendo al Sangiovese, insomma. Abbiamo tutto quello che ci può accompagnare un pasto, e quindi un momento come quello conviviale, come quello di oggi, ecco. Quindi insomma il territorio, come ho detto prima, esprime tanto e insomma ci può accompagnare dall'inizio alla fine. Esatto, con i prodotti. Ecco, e invece Gabriella stava cercando te. Pace. Gabriella stava cercando te. Cosa c'è in questo cartoccino, Marino? Abbiamo le due versioni del gnocco di Poggio Pollino, 1 e 2. Io E cercavo ti stavo anche chiedendo qual era l'altra. Io cercavo Marino, ma ce l'ho fatta a portare anche il tagliere. Invecchiando divento sfuggente. Se volete fare un altro giro e portare qualcos'altro, ben venga. Non posso. Allora, niente, cosa dobbiamo Cosa ci dire? prepari? Dai, dici Cosa un vi pochino preparo? che cosa ci È prepari. il solito degustazione di salumi. Sappiamo tutti da dove vengono, Clai, quindi tutti prodotti a chilometro zero o 2. E il mio gnocco fritto, che ormai avete imparato ad apprezzare, senza grassi aggiunti. Ho tutta una lievitazione particolare per cui rimangono sempre soffici, molto morbidi e buoni anche domattina con la marmellata di fragole, che ormai è ora di mangiare. O dentro al caffè latte come faceva mia nonna. Io No, mi ecco, ricordo vabbè. questa immagine della zuppetta. Poi vi preparerò un paio di primi, la nuova versione dei caprelletti. Finalmente si riesce a trovare con continuità la ricotta di capra. Voi sapete che con le drammatiche alluvioni di qualche anno fa erano scomparsi quei po' di allevamenti di capre che c'erano nella vallata, quindi non c'era più produzione di ricotta di capra. Adesso è ritornata e quindi posso dare continuità alla mia produzione. E poi degli strozzapreti, perché Dio ci voglia bene, siamo in Romagna e quindi battezziamo l'inizio della Romagna con gli strozzapreti, che io difendo a spada tratta, cioè l'inizio della Romagna, ragazzi, è fondamentale. Io l'altra mattina in un bar, questa la devo citare perché sono stato zitto quella mattina, ma non posso più stare zitto, c'erano delle persone, una coppia di persone più grandi di me, che discutevano sulla pasta, sulla minestra, su come si sente se
artigianale o industriale, e uno ha sostenuto che fondamentalmente i garganelli sono quelli che si nota meno la differenza se sono fatti a mano o artigianali. Allora io, che sono credo l'ultimo ristoratore a Imola, che è la città del garganello, a fare i garganelli a mano qua dentro, siamo io e 2 miei collaboratori, quando ho sentito una roba del genere non ho finito di bere il caffè e sono andato via, perché se no non sto zitto e dopo passo di là. Pensavo ti fosse andato di traverso il caffè, Sì, sinceramente. no, guarda, c'era un amico con me, se mi sa ridere perché lui lo sapeva che potevo reagire male. No, perché siamo veramente rimasti in pochi, caliamo, saremo sempre di meno, e la difficoltà grande, oltre a produrlo e a trovare sempre il tempo, perché bisogna inventarselo il tempo per farla, la roba, è anche dover ricominciare a educare le persone al gusto autentico delle cose. Comunque la gente deve sapere da dove viene qual è la nostra storia, le nostre origini e da dove viene quello che mangia. Poi dopo uno può anche scegliere. Bisogna mantenere. Bisogna continuare a proporre e non mollare un attimo. Anche perché c'è il legame che poi noi cerchiamo di raccontare. Ecco, tra l'altro volevo dire Imola, città del Garganello, Romagna, per quel che riguarda invece il bicchiere, città, regione, pezzo di regione di Sangiovese, Trebbiano e Albana, e così abbiamo messo insieme il tutto. Ecco, però a questo punto noi ci fermiamo anche un attimo. Sì, chiamiamo la pubblicità, ci rivediamo tra poco. Vai a comprare i garganelli, dai, fai così. A tra poco.